via di Quartu Sant'Elena. Allora, ci siamo quasi, dateci 60 secondi, così come accendono le telecamere. Io, siccome lui inizierà a freddo, nel senso che nessuno lo presenterà, tra l'altro è papà per la seconda volta da 6 mesi, ma glielo facciamo un applauso a Stefano Cara, così suona per lui, per il piccolo Gabriele. Fra poco però, come ci daranno il via, partiamo, va bene? Ci siamo quasi e partiremo con un applauso appena ci dà una cosa e lui, come sente l'applauso, inizierà.
Buonasera a tutti, bentrovati, più forte, più bello l'applauso. Vieni Stefano, vieni qui al centro della piazza così liberiamo i microfoni che hanno accompagnato il tuo suono, ma soprattutto ci concediamo il lusso di farti un bellissimo applauso perché le tue note hanno aperto la quarta edizione di Dide Festa. Un applauso forte per Stefano Cara, per le sue launeddas, la sua arte. Abbiamo voluto proprio aprire con te e con i colori che tra poco saranno l'elemento centrale di un altro viaggio che Quartus Sant'Elena ovviamente intraprende con la sua forza, la forza di questa città che sa coniugare l'antico e il moderno, il passato al futuro e ovviamente con i suoi figli, figli di una tradizione viva che con questa città ha sempre camminato. Quindi ci congediamo momentaneamente, ma più tardi ti ritroveremo. Ancora un applauso per Stefano Cara, grazie davvero. Dide Festa, un evento che ovviamente ha la sua forza proprio nei colori che attraverseranno questo incontro. Tante comunità si sono date appuntamento e poi avremo spazio per l'antico canto a tenore, le launeddas le abbiamo appena ascoltate e torneranno, ci saranno ovviamente i suoni corali e le voci, insomma un incontro di tradizioni, soprattutto un incontro di festa. Chi ha voluto tutto questo? Chi ha voluto organizzare un evento così importante che nel tempo guadagna sempre di più il favore di questa città e di voi che ci state seguendo anche non essendo qua presenti? La Proloco di Quartus Sant'Elena. Io vorrei il suo presidente per un saluto iniziale. Stefano Lai. Ben trovato Stefano. Eccoci qua, ciao a tutti, buonasera. Come stai? Bene, tu? Tutto bene? Fresco? Fresco. Ok, l'importante è questo. Quello che c'è quest'estate è un po' così, ci cuoce. Che dire? Abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, però siamo belli carichi. La scaletta è bella sostanziosa, quindi io direi di non perdere molto tempo. Sì, però stai vicino, che ti allontani? Non lo so, perché qui c'è una croce. Ma tu fregatene della croce, quella okay, è per... Tu stai vicino a me, tu stai vicino. Facciamogli un applauso bello. Tu stai vicino a me. Grazie. Allora, quindi, la scaletta è abbastanza sostanziosa. Io passerei direttamente la parola a te. Gli onori di casa ormai sai come si fanno. Io direi di dare inizio a questa quarta edizione di Dide Festa. Facciamo così e poi ci vediamo più tardi per i ringraziamenti di rito, per vedere com'è andata. Ci vediamo più tardi. Allora un applauso a Stefano e a tutta la Proloco. Un viaggio che ovviamente vede, come abbiamo detto, tante appartenenze, tanti colori. Ci sarà una musica in sottofondo e in diversi momenti ovviamente avremo spazio per le danze e per altri inserti di tradizione. Se siete d'accordo andiamo a cominciare con la città che ci ospita. Piano piano arriverà qua davanti e parleremo un po' con loro e di loro. Iniziamo con Quartus Sant'Elena. La musica in sottofondo leggerissimo, anche perché sono le note di Marino De Rosas ad accompagnare i diversi inserti. In questo caso con Quarto, un grazioso paese posto in pianura che si sdraia civettuolo su di un tappeto di verzura fra le acque vive del mare e quelle morte degli stagni vicini. Sono le parole di Enrico Costa, che ha dedicato un intero libro ai costumi sardi, e di questo libro ovviamente un intero capitolo è dedicato a Quartus Sant'Elena. Tutti i viaggiatori che sono stati qui si sono stupiti della bellezza dei gioielli, dei colori, di tutte quelle parti che vanno a formare davvero l'abbigliamento tradizionale di questa città, dal volto moderno in cui pulsa ancora un cuore d'antico, felice connubio di tradizione e innovazione, di indubbio fascino. Quartus Sant'Elena. Al nord dell'isola,
molto al nord di questa Sardegna c'è una cittadina che si divide in qualche modo in tre parti. La prima è costituita dalla cittadella, tutta ancora raccolta intorno alla rocca, all'interno della cinta delle muraglie. E poi la seconda, quella della Pianeda, con pochi decenni a vantaggio, che si forma con l'urbanizzazione quasi spontanea dei costoni del promontorio degradanti sino al piano, e poi la terza è costituita dalle marine. In questo caso l'applauso è per Castelsardo. Lasciamo le luci che avevamo gentilmente, dove la tradizione ha conservato intatta la più antica e la più autentica rappresentazione della passione del Cristo, chiamata l'Unissanti. E gli abiti di Castelsardo sono il prodotto di una lunga ricerca che ha permesso di riscoprire l'abbigliamento tradizionale castellanese risalente alla metà e alla fine dell'Ottocento. È forse la prima volta che abbiamo l'occasione di vedere da vicino il risultato, il prodotto di questa ricerca, e siamo contenti di applaudire i due giovani di Castelsardo. E da Castelsardo torniamo nel territorio con Uta. Uta va al centro del nostro tracciato per portare anche in questo caso il sentimento di una comunità dove ai confini dell'abitato si trova la chiesa di Santa Maria, risalente al XII secolo, un eccezionale esemplare di architettura romanica dichiarato monumento nazionale. Anche in questo caso potete vedere alcune parti dell'abbigliamento tradizionale, che ovviamente al suo interno presenta diverse varianti, e qui ovviamente ne proponiamo una. Leggende, storie, racconti. Tanto si è scritto e tanto documenta Uta e il suo lungo viaggio, e stasera ovviamente con i nostri due amici possiamo entrare in quelle pagine di tradizione che loro rappresentano. Grazie a Uta. Ed è la volta di Dolianova. Dolianova, che sorge a 22 km da Cagliari, è il maggiore dei 5 centri che formano il Parteolla. Luogo degli ulivi, sarebbe questo il significato di Parteolla, parola che sembra derivare dal latino pars olea. Ovviamente anche in questo caso abbiamo degli interessi legati proprio alle costruzioni architettoniche, di cui il monumento più importante è la cattedrale di San Pantaleo, la cui costruzione ebbe inizio nel 1105 e fu portata a termine e consacrata nel 1289. Anche questa associazione lavora tanto per la divulgazione del ballo, del sentimento tradizionale e per la bellezza dell'abito tradizionale. Un applauso per Dolianova. Cagliari è una città bellissima, col suo mare, le sue storie, gli scorci scolpiti su quel monte metà roccia e metà case di roccia, come la descrive Elio Vittorini nel suo Sardegna come un'infanzia, Gerusalemme di Sardegna. Cagliari è molto più di una città, è il luogo dove il mare abbraccia il cielo, dove il vento ha un profumo, dove ogni pietra racconta una storia e ogni traccia conserva una memoria. Cagliari è storia, bellezza, cultura, tradizione, e i suoi tramonti, anche visti dall'alto, sono un affresco di emozioni. Grazie a chi questa sera rappresenta la città, fiera delle proprie radici, che sa guardare al futuro. Cagliari. Siliqua è un centro del Basso Sulcis, dominata dall'alto da un mitico castello, si adagia nella valle del fiume Cigerri, che ne ha segnato le vicende storiche. Il paese è attestato per la prima volta nel 1272
ed è stato probabilmente popolato dagli abitanti del borgo di Acqua Frigida, sorto attorno al colle vulcanico sormontato dal castello di Acqua Fredda. Pensate che Quasimodo, premio Nobel per la letteratura, è stato in Sardegna, ha soggiornato per più di un anno e ha avuto modo di incontrare anche Siliqua, ha scritto ovviamente dei versi per raccontarla e ricordarla, e ovviamente oggi gli amici di Siliqua sono qua per rappresentare il volto autentico della loro tradizione. Siliqua. Chiudiamo questa prima parte con un altro centro importante anche per il lavoro che ha condotto nell'ambito delle tradizioni, e stasera ci offrirà in anteprima proprio l'ultimo sguardo attento su quella che è anche la rappresentazione del ballo accompagnata dal suono, ed sarà il suono la vera novità di questa serata. Gonnesa, che è un centro dell'Iglesiente, adagiato ai piedi del Monte Lisao, e si protende verso il mare con una spiaggia incontaminata, orlata da dune e da una tipica vegetazione. Fu fondato nel 1774 e nella miniera di San Giovanni è stata scoperta la piccola grotta carsica di Santa Barbara, dalle pareti e dalle volte coperte di cristalli di barite, forse di età paleozoica. All'interno del paese troviamo la chiesa di Sant'Andrea, ed è una chiesa risalente al 1200, ed è una festa, quella in onore del santo, molto sentita. Potete notare in questo caso anche una bambina al centro che indossa l'abito così come una volta accadeva, ma più tardi, quando ricomporremo l'intera formazione del gruppo Sant'Andrea, avrete modo di vedere proprio le diverse tipologie che rappresentano il vestiario tradizionale di Gonnesa. E pensate, e dopo da vicino ve ne daremo una dimostrazione, che alcune donne indossano ben 7 gonne sovrapposte una sull'altra, ma ne parleremo dopo. Intanto l'applauso è per Gonnesa. Questa era la prima parte del viaggio, un applauso per tutti, non abbiamo dimenticato nessuno, vero? Quanta bellezza! Ecco, in questo sguardo c'è già la forza di un'isola, quella che abitiamo. Abbiamo anche la fortuna di poterla ogni tanto raccontare, documentare, ammirare, apprezzare da vicino. Ogni centro abitato ha la sua particolarità nel vestiario che si indossa e che ci è appartenuto, nel gusto, nella lingua. 377 paesi, 377 unicità, è questo che dà la nostra forza. Però, se mi permettete, stasera anche con loro alle spalle, vorrei fare un omaggio a una persona che ci ha lasciato più o meno una settimana fa. A lui dobbiamo veramente tanto, anche perché la sua indagine, il suo occhio, la sua attenzione per quest'isola era soprattutto amore rivolto a ciò che veramente ha caratterizzato tutta la sua vita. Con lui abbiamo capito tante cose, perché è riuscito a spiegarcele in maniera semplice, anche quando ci sembravano complesse da capire. E Bachisio Bandinu, al quale va questo applauso, perché tutti gli dobbiamo qualcosa, ha dato una definizione bellissima di tradizione. La tradizione è un fare, non è un subire, è un procedere, non uno stare. Non si ereditano cose morte, si ereditano linguaggi, miti, riti, poesia, beni culturali e artistici, costumi e valori. E queste eredità chiedono un investimento, contano per come tu le vivi, per come tu le parli, per come tu le fai. Spetta a te l'elaborazione di questi linguaggi, adattandoli al tuo tempo e alla tua esperienza attuale.
tu ne sviluppi caratteri di appartenenza e di proprietà. La tradizione è per te una pratica da inventare. La tradizione è un'innovazione ben riuscita ed è esattamente quello che stasera hanno fatto loro, portando la sintesi di un lavoro che è in cammino, che è vivo, che non è museo, che non è archivio, è realtà che si muove. E quindi a Bacchisio Bandinu un grazie, accendiamo la musica e un grazie va anche ai primi protagonisti di questa serata. Sempre sulle note di Marino De Rosas, il congedo dei nostri amici. Questo applauso per tutti coloro che ci hanno portato dentro questo primo racconto. Mi mandate la bambina di Gonnesa, me la fate avere qui? Mi fate avere la pupa? Vieni qua, vieni. Anche perché lei è protagonista assoluta di questa serata, le fate un bel applauso. Tocca. Lei è una signorina fortissima. Come ti chiami? Matilde. Matilde, tu sei una delle più piccole, perché so che abbiamo qualche altro bambino. Quanti anni hai? 6. 6 anni? Complimenti. È la prima volta che fai parte di una festa così bella? Sì. E sei contenta? Sì. Allora guarda, c'è Radio Sant'Elena che ci ascolta, Sardegna Live che addirittura ci guarda. Allora fai così, guarda là e di ciao a tutti. Ciao a tutti. Come? Come hai detto tu. Ovviamente. Come ho detto io, ovviamente, certo. Quanti anni hai? 6. Sai che io a 6 anni non ero così sveglio, però. Neanche adesso, però tu sei meravigliosa, hai un sorriso bellissimo. Dopo tu sai che alla fine ci sarà un momento tutto dedicato alle donne e ci sarai anche tu, va bene? Sì. Come ti chiami? Matilde. Facciamo un applauso a Matilde. Ciao. Fa tutto lei. Alle mie spalle, guardate, c'è questo nome che a me piace tanto, Novas Antigas, perché Novas è ciò che informa, è ciò che arriva. Noi oggi diremmo la novità, il racconto, la notizia. Ma in questo significato che loro hanno voluto dare c'è molto di più, perché c'è quel suono di una volta ben interpretato dai musicisti che fanno parte di questa associazione e poi c'è lei al centro, attorno alla quale tutto si sviluppa con queste armonie, con la bellezza ovviamente di un progetto che nasce in tempi recenti e che stasera si presenta per la prima volta in questo spazio. Intanto un applauso per Novas Antigas e per Rita Farci. Rita, vieni un secondo vicino a me, poi vi lascio cantare. Rita è di Quartu Sant'Elena, vorrei un applauso tutto per lei, per questa donna. Ha iniziato col canto, il canto ha accompagnato tutta la sua vita, poi c'è stato un momento in cui si è dedicata ad altro senza mai però accantonare del tutto questa passione e ciò che veramente la tiene viva, perché di musica si vive e di passioni. E con questo progetto lei torna al centro della scena, è un'interprete, è autrice dei brani anche che ascolteremo e quindi ci fa piacere che stasera
Quartu Sant'Elena ritrovi una delle sue figlie, una delle sue interpreti, Rita e Novas Antigas. Novas antigas no pesca
grazie. Grazie ovviamente a Rita Farci per questo primo canto. Sono due le proposte che ci porteranno all'attenzione, però vorrei approfittare per salutare e presentare anche i musicisti, lo dico anche soprattutto per gli amici che hanno una telecamera da mettere a fuoco in questo momento. Inizio dalla mia sinistra, quindi un applauso a Pierluigi Mattana e la sua chitarra. Rita è al mio fianco, poi la fisarmonica, Celio Mocco, applauso. Lui passa con disinvoltura dalle Launedda, Sulittu, Trunfa, Gianluca Piras. E poi chiudiamo anche l'organetto e parte di questo repertorio di suoni con Federico Longoni. Allora Rita, ho fatto riferimento al tuo creare anche con le parole e i testi, insomma, poi da interpretare. Affiancandoli alla musica c'è sempre questo gioco di tradizione e innovazione, grande rispetto e un'attenzione particolare. Isa Moris è il titolo del brano che adesso andranno ad interpretare. Ovviamente il tema è un po' quello che hanno sviluppato anche con Supassu Torrau, l'amore al centro del racconto, e adesso lo ascoltiamo in questo componimento di Rita Farci. Un applauso per questa formazione. Un amore vuol di nasci con mente. Voli semina un po' una terra a cui bene assisti e soli. Un amore cresci chi c'è sentimento. Tu scoruso nios che stella che un amore vero sin a uga vai soffrire tanta con un'oli chiava rapore dubiri dicio sbagliato che m'ha fatto pensare a chi ne dà di scritto va chiavo de amori non si muori ma vai da maladia e come te con tu brori ti si cade e ti si cai si cade in tu campo qui da te lo sai con sta malta via un pochino ti fai respirare un brori che non te li profume colori mori da paga pago menti mori in ti is amore
morita paga come moriti d'amore. Grazie. Grazie. Un applauso per Novas Antigas, grazie davvero Grazie. a Rita e ai musicisti che l'hanno accompagnata e buona fortuna a questo progetto. Allora, vedo il pubblico illuminato, allora chiedo alle nostre telecamere di fare una panoramica sul pubblico, se riusciamo. Che ne dici? Facciamo una ripresa del pubblico. Perché te ne vai proprio adesso? Ti voglio qui, voglio che mi inquadri il pubblico. Un applauso forte per Quartus Sant'Elena, oggi qui nel parco intitolato ad Andrea Parodi, la chiesa di Sant'Andrea alle nostre spalle, ovviamente tanta gente che ha risposto all'invito degli amici della Proloco di Quartus Sant'Elena. E stasera siamo qua anche per ballare. Abbiamo invitato alcune formazioni, una l'abbiamo già in qualche modo introdotta raccontando dell'abito che indossavano, però a questo punto abbiamo modo di avere tutta la formazione al completo e vedrete come nessuno è vestito uguale all'altro, perché ognuna ha proprio la sua forma, la sua forza, la sua foggia, tutto ciò che caratterizza proprio l'abbigliamento tradizionale di Gonnesa. Gruppo folk Sant'Andrea, applauso. Eccoli qua. Arrivano, una sottolineatura musicale anche per il loro ingresso, che tra poco ovviamente darà spazio invece alle note d'artista di uno dei nostri musicisti più apprezzati da sempre. Ecco gli amici di Gonnesa che guadagnano l'ingresso, che si posizionano, un'associazione molto attenta, un lavoro intenso che è sotto i vostri occhi. Si sono quasi posizionati, allora possiamo adesso sì applaudirli per dare il benvenuto a Gonnesa. Grazie per la musica di sottofondo, anche perché adesso è soprattutto l'attenzione rivolta a ciò che indossano e a ciò che produrranno, anche perché stasera eseguiranno un ballo, sempre di impronta maureddina, quindi però con una particolarità, perché è il frutto di una ricerca che loro hanno condotto. In qualche modo anche l'attenzione che loro hanno prodotto negli anni è arrivata incontro, perché proprio la loro serietà ha favorito la consegna di questi spartiti che erano in una casa di Gonnesa e che appartenevano, anzi vorrei Oscar vicino a me, se mi raggiunge facciamo un bellissimo applauso per Oscar Sanna, che è proprio un po' il leader di questa formazione, colui che coordina tutto il lavoro. E in questa casa c'erano questi spartiti. Da questi spartiti, anche con la complicità del musicista che adesso andremo a presentare, voi avete ricostruito un po' il tracciato musicale, e in questa casa a Zeni, così ricca di suoni, sono emersi delle varianti particolari che voi questa sera riprodurrete per la prima volta per l'accompagnamento del ballo che rappresenterete. Intanto vorrei che tu salutassi e che portassi un po' all'attenzione anche del lavoro che avete fatto in tutti questi anni. Brevemente, una piccola sintesi. Va bene. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie. Sì, allora, come dicevi tu, abbiamo fatto un lavoro di ricerca sia sul ballo che sull'abbigliamento tradizionale, e infatti il frutto del nostro lavoro è quello che vedete alle mie spalle. Tutti gli abiti sono diversi, non ce n'è uno uguale all'altro, proprio perché rappresentano epoche e occasioni diverse dell'utilizzo dell'abito, quindi dalla seconda metà del 1800 fino alla seconda metà del Novecento, quindi documenti d'archivio, capi originali, fotografie e testimonianze ci hanno permesso di riprodurre tutto quello che vedete, e ne abbiamo anche altre.
Allora, una particolarità che vi rappresenta, chiamiamo una componente del gruppo, perché prima ve l'ho accennato, gonna e sottogonna, ben 7 elementi vanno a formare, anzi lo possiamo vedere con le nostre telecamere. Mi racconti per quale motivo appunto siete arrivati a questa conclusione anche nel spiegare la ricerca? Sì, sono abiti ottocenteschi, quindi vanno ad imitare anche quelli che erano i volumi degli abiti più ricchi, delle famiglie più ricche, che utilizzavano anche la crinolina, quindi queste strutture rigide che ampliavano i volumi delle gonne, e le donne del popolo, o comunque sempre del ceto più elevato, ok, tentava di imitare questi volumi sovrapponendo diverse gonne, in questo caso 7, una sopra l'altra, utilizzando anche in alcuni casi degli asciugamani o dei cuscinetti nei fianchi per ampliare i volumi. Vediamo proprio la conta, così giusto per darvi l'idea di come queste donne indossano proprio quasi come un espediente per creare questo volume. 1, 2, 3, pensate con questo fresco, questa è pure inamidata, 4, 5, 6 e 7. 7 gonne, sottogonne, insomma. Tutto va a formare, ovviamente diverse di loro ripropongono appunto questa forma di abbigliamento. Io non ho ancora presentato lui e sono particolarmente felice di farlo stasera, perché è davvero uno dei più bravi, perché ci sono i suonatori e ci sono quelli che con la loro arte, con la loro particolarità diventano anche riferimento e guida per gli altri, perché ci si rifà al loro stile e alla loro capacità di rappresentare un suono con una maniera diversa di rappresentare la Sardegna. E quindi un applauso bellissimo a Bruno Camedda. Stasera è nostro ospite e sarà lui ad accompagnare il gruppo folk Sant'Andrea di Gonnesa. Secondo soltanto per mettere a punto un dettaglio tecnico. Intanto questo secondo ci permette ancora uno sguardo sull'abbigliamento che Gonnesa stasera propone in tutte le sue varianti, quindi ci dovremmo essere. Bruno, se sei pronto, vado. Un altro applauso, ballo di Gonnesa.
Bruno Camedda, Gruppo Folk, Associazione Culturale Sant'Andrea di Gonnesa, grazie davvero di questa vostra partecipazione. Anche in questo caso non è un congedo definitivo perché ci sarà una grande chiusura di questo evento e sarà una nota delicata e molte di voi ovviamente ci regaleranno un apporto. Ancora un saluto per Gonnesa. Bruno, se vuoi puoi accompagnare l'uscita. Camedda, grazie di cuore. Allora, c'è spazio anche per il canto, quello che arriva da un passato lontano. Ci sono attestazioni che in qualche modo documentano questa provenienza, ma che comunque rimane incerta, rimane nel campo delle ipotesi. Come ipotesi sono anche quei tentativi di attribuire un'origine, il suono della natura, di un animale. Di fatto il canto a tenore è il canto dell'appartenenza, è questa forza che diventa forma, che diventa insieme di voci, che fonde le voci e che l'UNESCO ha riconosciuto anche come patrimonio immateriale dell'umanità. E stasera ospitiamo una delle formazioni più importanti, più apprezzate, più riconosciute della nostra isola. Arriva da Orgosolo, da oltre 30 anni fanno parte di questo viaggio i componenti che stasera ovviamente ci regaleranno alcuni moduli del canto a tenore di Orgosolo e sono i componenti dell'Associazione Culturale Murales. Intanto un bellissimo applauso, Soziu Tenore Murales Orgosolo, e questo è il nome di una verità, perché questo è ciò che li unisce, che li fa cantare e che produce poesia, che dà valore alla lingua e che dà forza al nostro canto. Io vi vorrei un secondo, mentre vi organizzate per cantare,
anche con una parola di presentazione, ma anche il valore che voi date sempre a ciò che fate, che non è solo, come abbiamo detto prima, no? Prendo in prestito le parole di Bacchiso, archivio, è anche uno sguardo sulla realtà, un servizio che il canto ripropone anche a una riflessione attenta e aperta. Grazie, saluto a tutti e siamo onorati di essere qua di fronte alla chiesa di Sant'Andrea e a questa piazza dedicata a un altro Andrea, un grande sardo sicuramente, ecco, quindi siamo onorati veramente di essere qua, di ricordare anche Andrea Parodi. Sì, il canto a tenore, diciamo che questo canto di cui non sappiamo da dove viene, è stato un dono, qualcosa che ci hanno lasciato i nostri avi e noi siamo entrati con questo canto arcaico nella modernità. In particolare si cerca oggi di cantare, di formare questa armonia, però di trasmettere quei messaggi che un po' tutti, anche i nostri poeti, la sterminata, io credo che la poesia sarda abbia una raccolta sterminata di quelli che hanno cantato sul palco e hanno improvvisato, ma di tanti che hanno composto e magari non si conoscono ancora gli scritti. Questa è una ricerca che va fatta. E questo è anche il tenere la nostra lingua, ma la nostra lingua vuol dire identità. Identità di ogni comunità è diversa. Adesso stavano annunciando gli amici di Gonnesa la diversità degli abiti. Ecco, così deve essere. Il nostro studio è ritrovare veramente tutte quelle diversità che sono presenti nelle nostre comunità, nel modo del canto, ma a partire da quello che è la variante del linguaggio, così come tutti i nostri abiti, i nostri canti, i nostri balli, tutti diversi. Noi dobbiamo conservare questa diversità perché questa è la nostra ricchezza. E in questa ricchezza c'è anche uno sguardo attento, dicevo, ai temi del presente, alla pace, il no alla guerra, alle ingiustizie, a tutti i dolori che attanagliano il mondo per opera spesso dell'uomo e non male caduto dal cielo. Noi adesso ascoltiamo alcuni momenti del vostro repertorio. Soziu tenore Murales di Orgosolo. Applauso. Un ballo se canto ortesar tu volcro la unedad con canto a tenore Isprigan sonor d'arcana zenia. De amistade vera sinfonia dispensadore de pague d'amore. E da chi su cantare scontentesa ti saluto gente cuartesa. Die de festa e de allegria
mia, con canto ballordesa. Oh, con canto un canto a tenore, sprigan sonor d'arca. Oh, sprigan sonor d'arca, de amistad de vera sinfonía, dispensadora de paz. Oh, dispensadora de Grazie. Mi sezzo in su Giannile e te briscura, poi de una die tutto guerra e de insupportabile calura, er de scuro ammantadas a terra, solo su che lo side de isteddado, e i supa potente de salta serra, su minoreddu capo esti schidato, sindessi de incoa si m'imbarada, che anzone si cherello singato, si sezzidi, mi carigna, si ripara da in braccio mioso e a modo suo, che in tu cosa sa domandada e minarada. Babuna racale esiste tutto, deo mille o cudo attesa atteso, chi lu che me deve te se no mai. Babulasa inteso che in America come una che die investino che salugano acceso, che salugano acceso. Babbi su monte come itadinie, gioguen de bacca proloso e mazzones, scandalo orbides che giugues a mie, ma scandalo che giugues a mie. Erberucchi bandidos o el ladrone, dai montena che si ni a furare, sorbo e sa serbe che se so sanzone, ma sorbo sa serbe che so sanzone. Erberu che si incomo a passizzare, ma non sigui su una rete asserrato, so io si su mezzo spreguntare, ma so io su mezzo spreguntare. Dormi, vizu tanto amato, Lugetti e te finza soschentano, siste du bello chi da separato, ma siste bello chi da separato. E a parte s'America sormanos, tesoro ormai ordi e sto tu a chi è, bambini soffri male se affanno, bambini soffri male se affanno. E dai salto un monte in zanatie,
y non ferar giochen de sar bellezas, totus incantos, o donzidi e ma totus incantos, o donzidi sempre accesas, appas pregadorías que enamore, jamba en su maluva que esas ofensas, jamba en su maluva que esas ofensas. Dormi capacizzare a su lugore, de sosas trozar fadan de embesire, in camino de prata e de lentore, in camino de prata e de lentore. Dormi di viso, dormi a battire a ti e mi sono de incanto. E d'illusione su un stile dormi coro e babbo ma tu tanto Grazie. Un epiteto o epiteti che sono rimasti per i sardi, pocos, illocos, immalunidos. E noi dobbiamo sfatare questa cosa. Siamo meglio di questi epiteti e quindi un invito a ognuno di noi ad essere migliore, a essere il meglio di quello che è. Poco locor mal unidos, isconza custa presura, sardegna per buona ora, in monte campos lidos, in monte campos lidos, monte campos lidos. Un'antica maladia, giù verfichida in s'intragna, un milesia semana, burrisa telusia, burrisa telusia, burrisa telusia. Torra Santica Vaina, de Massa José Pastore, la te pinzas en la ore, sun sa tua verischina, sun sa tua verischina, sun sa tua verischina. Italico calvonalzu, chi secca da su padente, con motorro prepotente, ti chiede promuto un alzu, ti chiede promuto un alzu, ti chiede promuto un alzu. Sardigna a tua terra, in nida deve di stare, dai monte vino a mare, se na base sprossa guerra, se na base sprossa guerra, se na base sprossa guerra. De ribellia sosinno, spesa ma che buona idea, pro cazzare esa cadrea, politicos indinno, la politicos indinno, politicos indinno. Che sos antico Giordana, libera potas andare, tra essende che lu e mare, chinduna fluttisolana, chinduna fluttisolana, chinduna fluttisolana. Errante
paghe, ben santo tutta mirare, dai che lui è dai mare, caposa da ser de paghe, caposa da ser de paghe, caposa da ser de paghe. Da su mondo d'ogni tretto, per imparare su segreto, de durare a soschentando, de durare a soschentando, de durare a soschentando. Terrazas de amistade, dieresa e buono coro, sono su vero tesoro, dessa tua identitade, dessa tua identitade, dessa tua identitade. Hablamos a palmundo, a sombra e sunuraghe, e pregamos que se apague, regne din tutto su mundo, regne din tutto su mundo, regne din tutto su mundo. Grazie a te Rosannos. Grazie. Amici di Orgosolo, vi invito a venire un po' più avanti, accendiamo le luci così vi ho vicini. Franco, tu sai qual è il rito, vero? Lo abbiamo fatto anche da poco a Monte d'Accoddi, ai piedi di questo altare meraviglioso. Appena avete finito di cantare, le presentazioni. Io presento te e tu presenti loro. Intanto la voce, Franco Corrias, applauso. Vediamo come te la cavi tu. Salvatore Musina, alla mia sinistra, il Mesuoghe, Antonio Musina, basso, Maurizio Bassu, contra. Orgosolo ha cantato a quartu questa sera, grazie ovviamente di essere stati in nostra compagnia e speriamo di rivedervi prestissimo in altre piazze, sempre con la voglia di cantare. Grazie agli amici di Orgosolo. Grazie. La Proloco organizza, però dalla prima edizione al suo fianco ha sempre avuto il comune di Quartu Sant'Elena e mi fa piacere ancora una volta ritrovare una persona attenta a queste iniziative, che a fianco di queste iniziative c'è sempre. Rossana Perra, che invito a raggiungermi, assessora alle attività produttive, alla valorizzazione del territorio, e quindi il piacere davvero di ritrovarla ancora una volta qua al nostro fianco, anche per portare il suo saluto e credo anche, ho visto che era rapita dalle voci del canto a tenore, da tutto ciò che ha visto finora. Prego. Grazie, buonasera a tutte e a tutti, grazie di questa partecipazione. Sì, rapita perché sulla tradizione, sullo studio della tradizione abbiamo investito in questi anni, ora stiamo riprendendo dopo le lezioni che ci sono state di recente. Devo dire che l'attenzione è sempre più intensa, tanto che anche noi stiamo portando avanti uno studio sul costume tradizionale. È iniziato da pochi mesi e contiamo anche noi di ottenere insomma un risultato importante che possiamo portare qui e anche altrove. Perché la ricerca è sempre aperta, è un libro, no? Sì. Che ha bisogno di nuove scritture, di queste informazioni che arrivano dal passato e che noi dobbiamo andare a ricercare, perché ci sono le testimonianze, ci sono le fotografie, ci sono i racconti, ci sono, l'abbiamo visto prima, anche degli spartiti che a volte sono lì silenziosi e poi diventano musica ritrovata che insomma torna a rivivere. Ci sono le testimonianze che ci ricordano chi eravamo e dobbiamo sempre, ciò che dobbiamo sempre tenere presente, perché da chi eravamo deriva necessariamente quello che saremo successivamente. Ecco, in una città che è
è moderna, ma che comunque è ancorata rigidamente al passato. Ali e radici. Sì. Grazie davvero per il vostro contributo Grazie. sempre. Grazie a voi Un applauso a Rossana Perra, grazie di cuore, grazie davvero, glielo prendo io, così lo tengo con me, anche se dovendo raccontare la loro storia porterei una sedia qua e starei per ore a dirvi di un entusiasmo che ho visto fin dalla prima ora, anche perché ero anch'io un po' all'inizio del mio percorso televisivo e loro erano dei giovanissimi ragazzi di Villa Urbana che credevano nelle cose che facevano, erano convinti fin dal primo momento che andando a scavare nella memoria, a ricercare nel passato, potessero ridare e offrire a Villa Urbana quel volto che gli apparteneva e che aveva bisogno di essere in qualche modo rimesso in luce, e loro hanno fatto un lavoro attento, significativo, recentemente anche con un volume immenso e intenso, ricco anche di documentazione fotografica, dove hanno cercato di mettere dentro tutto quello che hanno fatto. E come diceva Rossana, sicuramente sono ancora a un punto del loro percorso, perché la ricerca è sempre viva e questo libro è sempre aperto, però di sicuro arrivano dopo 20 anni e poco più fieri di ciò che hanno già prodotto fino a qua. Sono gli amici del gruppo folk Bidobrana di Villa Urbana, applauso per loro. Anzi, Gianni, se sei d'accordo possiamo anche accompagnare l'ingresso, Gianni Ore, e poi presentiamo il ballo. Siamo in una piazza, c'è una chiesa bellissima, ci ricorda un po' anche quelle ambientazioni dove tutto nasce e tutto ritorna. Qua non c'è nemmeno un palcoscenico, non abbiamo l'espediente nemmeno di quella rappresentazione che a volte in qualche modo un po' la falsa, no? La nostra rappresentazione per spettacolarizzarla. Loro ritrovano con questa danza il centro dell'essenza e il ballo nella sua dimensione naturale. E vedrete come questo sviluppo ci regalerà bellezza. Gli amici di Villa Urbana e Gianni Ore che li accompagna.
Grazie agli amici di Villa Urbana. Potete tornare anche leggermente indietro, così siete ancora più in favore di telecamere, ma soprattutto dell'accoglienza di Quartu nei vostri confronti. Ho gente che conosco all'interno dell'associazione. Come stai? Tutto a posto. Vogliamo presentarci. Tu chi sei? Leonardo. Leonardo? Ore. Ore, di dove sei? Di Villa Urbana, ovviamente, e ci fa piacere che tu sia qua. Che domanda faccio? Sei di Villa Urbana per forza, ci mancherebbe altro. Vuoi portare tu i saluti? Poi chiamerò anche il signore più grande qua vicino. I primi saluti falli tu, quello che vuoi. Ciao. Ciao. Essenziale. Lui ballare balla, parlare dice preferisco che lo faccia Daniel, anche perché poi quello dopo ci chiama al telefono e dice oh, il presidente sono io. Un applauso a Daniel Meloni. Vieni Daniel. Però siete ben rappresentati, perché da quando è entrato lui nell'associazione, quando balla è uno spettacolo, quindi insomma poi è figlio d'arte, perché insomma c'è chi fa i suoni, però mi hanno detto che sono anche lui. Sono anche lui. Una delle prossime volte ci darai il saggio della tua bravura? Ok. Chi ti ha insegnato? Tuo padre a suonare la fisarmonica? Sì. È bravo? È meglio che tu non gli faccia la pubblicità, perché quello perde il lavoro. Non dire nulla, non dire nulla. Allora Daniel, porta i tuoi saluti, ho detto quello che dovevo dire in apertura e avete voluto anche sviluppare questo ballo riportandolo laddove nasce, no? Nel contesto della piazza, spontaneo, via le coreografie, via le scenografie, cioè proprio l'anima identitaria, e poi quando ci si ritrova insieme si balla, ci si confronta anche nella spontaneità. Grazie a tutti e buonasera a tutti, grazie a te Giuliano, grazie all'organizzazione. Noi abbiamo semplicemente proposto ciò che fino agli anni 70 del Novecento succedeva a Villa Urbana. Un ballo di piazza, un arroglio, iniziavano gli uomini e poi subentravano le donne. La sera prima è stato chiesto il primo ballo della serata alle ragazze con Sa Musica, una sorta di serenata articolata in più fasi. E niente, ve l'abbiamo riproposto come ce l'hanno raccontato e come i nostri nonni l'hanno vissuto. E poi questa piazza lo suggeriva proprio questo ricordo e questo ritorno. Questa è Dide Festa, un po' la rappresentazione ma anche il racconto che c'è dietro e a fianco a chi ci conduce dentro il proprio tracciato. In questo caso gli amici di Villa Urbana. Biddobrana, Gianni Ore accompagna anche l'uscita dell'associazione. Grazie davvero Gianni. Siamo quasi alle battute finali, abbiamo ancora pochi inserti e c'è questa musica in sottofondo che arriva giusta perché c'è la seconda parte del nostro viaggio in Sardegna e su questa musica entrano le altre comunità, le altre appartenenze, questi frammenti di storie che adesso saranno qua per raccontarci un po' di loro. Teniamo questa musica perché si disporranno e poi li presenteremo uno per uno. Applauso alle genti di Sardegna. Questo applauso abbraccia l'insieme di tante comunità. Ancora una volta la ricchezza nell'accostamento
si parlava di unicità. Ogni formazione, anche in questa seconda parte, porta al centro la sua. E cominciamo con Settimo San Pietro, che avanza, un centro custode di antiche tradizioni e di un prezioso patrimonio storico e religioso. Il paese conserva il fascino dei borghi della Sardegna, dove identità e ospitalità si intrecciano armoniosamente. Questo centro, che sorge a 13 km da Cagliari, ha saputo valorizzare le sue radici trasformando storia, cultura e tradizioni in un patrimonio vivo. E il primo nucleo abitato di Settimo San Pietro sorge in epoca lontana e il suo nome deriva dalla posizione che occupava lungo il percorso di una delle strade romane che da Cagliari conducevano a Porto Torres. Tra i suoi simboli spicca la chiesa di San Pietro Apostolo con il suo imponente campanile tra i più alti del Campidano. In realtà la parrocchia è intitolata a San Giovanni Battista, consacrata nel 1442. Grazie a questa associazione che tra poco ovviamente saluteremo anche in un grande finale che stiamo preparando per voi. Un abbraccio a Settimo San Pietro. Centro dell'Iglesiente sorge tra la pianura del Cigeri e i piedi del massiccio del Marganai e conta quasi 7.000 abitanti. Domus Novas, che avanza con il suo passato. Allora è stato uno dei centri che traeva ricchezza dalle attività minerarie presenti nel territorio. E nel nucleo centrale dell'abitato c'è la parrocchiale della Madonna dell'Assunta di stile neoromanico risalente al 1700 e interessante è anche la chiesa di Santa Barbara. E nel territorio di Domus Novas sono tante le emergenze archeologiche che documentano anche l'abitato lontano di genti diverse da noi. Sadomu e Sorcu è un pozzo sacro in località Pedro Cossu, appunto, che è vicino a questa fortificazione nuragica. Un applauso per Domus Novas. Villanova Truschedu, siamo nel Barigadu, in provincia di Oristano, dove risiedono esattamente 295 abitanti. Il nome del paese deriva da Truiscu, il pepe montano, una pianta erbacea che cresceva rigogliosa nella zona e veniva utilizzata soprattutto per la pulizia di asini, cavalli e muli, ma potrebbe anche derivare da Etruscula, un antico villaggio fondato probabilmente dai Romani in periodo repubblicano. È una piccolissima comunità, quella di Villanova Truschedu, ma che ovviamente è anche molto attiva. Vi invitiamo a visitare questi luoghi perché davvero sono portatori di storie conservate con cura ed è gioioso questa sera poter presentare alcuni dei suoi giovani indossare l'abito tradizionale di Villanova Truschedu. A Quartucciu si festeggia la Madonna della Difesa, il cui culto venne introdotto dagli spagnoli. Ottima tradizione nel campo del ricamo, della tessitura, della cestineria e soprattutto del pane lavorato e decorato. Piccole e vere opere d'arte. E nella zona tra Quartuccio e Quartu esistevano un tempo diversi centri col nome Quarto. E Sadomo e Sorco è una delle tombe dei giganti più importanti e meglio conservate in Sardegna e si trova nel parco del Monte dei Sette Fratelli. Quartuccio ovviamente è molto dedito alle tradizioni, alla sua conservazione, alla sua valorizzazione in tutto ciò che è anche l'abbigliamento tradizionale. Grazie a Quartuccio. Il nome Samassi è già attestato
nel 119, quindi stiamo parlando di tempi veramente lontani. È attraversato dal fiume Manno, è uno dei centri agricoli più produttivi del Medio Campidano, grazie alla fertilità della sua terra, ed è dedito alla coltivazione di cereali, viti, frutta, ortaggi e soprattutto i carciofi violetti. E in un colle del centro storico spicca un gioiello architettonico romano, la chiesetta di San Geminiano, Santu Millano. C'è una festa bellissima che si svolge in questa circostanza. Del resto Samassi, appunto nel Campidano, è uno dei centri più importanti, e stasera siamo contenti di ospitare una giovane coppia di questo centro, grazie a Samassi. Li abbiamo visti ballare, abbiamo parlato dell'importanza di una ricerca condotta negli anni, e Villa Urbana... non ci sono Villa... Vieni qua Stefano. Mi stavi dicendo all'orecchio che Villa Urbana hanno ballato e se n'è andato, quindi tanto li abbiamo presentati. Quindi, vabbè. E facciamogli un applauso a Villa Urbana lo stesso. Toccava qua a loro, avremmo detto che il pane artigianale è uno dei simboli di questo centro agricolo che sorge nell'Oristanese, però insomma è una particolarità, le altre le abbiamo già descritte. E allora andiamo avanti, perché c'è Sinnai invece è presente, ed è un centro al quale siamo tutti molto affezionati, anche perché a Sinnai antico e nuovo si intrecciano, un po' come i cestini che sono il fiore all'occhiello dell'artigianato locale, tanto da giustificare anche una fiera che negli anni è stata sempre promossa, organizzata proprio per valorizzare l'arte che il tempo non ha mai cancellato, perché questa tradizione artigianale è varia e sempre viva. Il primo nucleo abitato di Sinnai con molta probabilità risale al Medioevo, al periodo della presenza bizantina. Più o meno 15.000 abitanti, si festeggiano Santa Barbara, Sant'Elena, i santi Cosma e Damiano. Anche in questo caso portiamo al centro le particolarità dell'abito tradizionale di Sinnai e ringraziamo i componenti dell'associazione ospite. Grazie a Sinnai. Penultimo centro in rassegna, ed è anche l'occasione per apprezzare da vicino gli abiti di Villa Speciosa, popolato fin dall'epoca nuragica. Testimonianze della presenza dell'uomo sono state rinvenute nel sito di Cucureddus, dove sorge il nuraghe di Ciligianu. Il monumento costruito da monaci vittorini di Marsiglia è databile attorno alla metà del XII secolo, e la chiesa di San Platano è davvero un edificio di rara bellezza e di importanza archeologica. Il toponimo Villa Speciosa deriverebbe dall'unione del termine villa, villaggio o centro abitato, e dall'aggettivo latino speciosa, e il suo significato originario sarebbe quello di villaggio bello, ameno o appariscente. Grazie a Villa Speciosa. E chiudiamo con una sorta di anticipazione, perché loro adesso è vero che vengono avanti per salutarvi e per presentare almeno una parte dell'abbigliamento tradizionale che indossano i componenti dell'associazione presente interamente questa sera. E quindi sto parlando di Selargius, ai quali facciamo un bellissimo applauso, ai suoi componenti, ai suoi uomini, alle sue donne, perché tra poco loro ci regaleranno anche una danza. E anche la storia di Selargius affonda le sue radici in tempi lontani. Era nota fin dai tempi romani per la sua operosità. Deve infatti il nome ad un grande deposito di prodotti agricoli che i romani chiamarono cellarium. L'antico sposalizio selargino è una delle manifestazioni, ma sono tanti davvero gli eventi che caratterizzano Selargius. E nel caso dell'associazione Fedora Puzzu, che stasera ospitiamo, il lavoro intrapreso all'interno di questa associazione è davvero intenso. Nasce nel 2008
per rappresentare in particolare davvero le tradizioni, il folklore nella sua accezione più nobile, nell'ambito del ballo, dell'abbigliamento tradizionale e di tutti quegli elementi che fungono alla riscoperta delle tradizioni più antiche e più vere della comunità selargina. Grazie a Selargius. E questa visione d'insieme credo che sia uno dei momenti più belli di questa serata, che è un po' anche l'anima di The Festa, che nasce proprio per raccontare le comunità, ma soprattutto per farle incontrare, perché è proprio in questa unione che noi possiamo, come abbiamo marcato più volte, notare nella differenza la ricchezza. Quindi ancora uno sguardo. Catturate ovviamente questa immagine, l'ho fatta attraverso le telecamere di Sardegna Live, lo immagineranno anche gli amici che ci ascoltano da Radio Sant'Elena, però è veramente bella la nostra isola e siamo fortunati ad abitarla, a viverci e ad essere nati. E per chi questa sera magari la incontra per la prima volta, magari è un'occasione per innamorarsene. E viva la Sardegna, musica, e congediamo le nostre coppie di Sardegna. Di Marino De Rosas ovviamente portano gentilezza all'interno di questo spazio. Ho una telecamera mobile che è disposta a seguirmi? Certo che ce l'ho, ci mancherebbe altro. Il massimo della luce che possiamo avere presumo sia questo, quindi mi avvicino con cura, anche perché vorrei sapere a chi sta telefonando mentre io parlo. A chi stava mandando il messaggio? Mia nipotina, perché è a Bardonecchia. A Bardonecchia. Lei di dov'è? Io sono di Quarto. Di Quarto. Come si chiama la nipotina? Elena Maria. Elena Maria. Allora, Elena Maria, allora, immagino che tu sia col tuo telefonino sintonizzata sulla pagina Facebook di Sardegna Live, perché tua nonna almeno ti saluta da qui e non sta a messaggiare davanti a me che parlo, che non si fa. Va bene. Che non si fa. Mi scusi. Va bene, la scuso, le facciamo anche un applauso, guarda. Invece la signora come sta? Bene, bene. Anche lei di Quartu? Sì. Come si chiama? Simona. Simona, lei ha seguito tutto in prima fila, le è piaciuto lo spettacolo? Può anche dire di no, può criticare, tanto io dico che l'ha fatto Stefano, lei non me ne frega, dica quello che pensa. Le è piaciuto lo spettacolo? Abbastanza, sì, moltissimo. Tra abbastanza e moltissimo, mi ha fatto tremare, Oh, mi sono corretta. Anche perché stiamo sudando. Non abbastanza, ma... Moltissimo. 50 euro glieli diamo dopo, signora, non dica nulla e poi vedremo un po'. Anche un signore vorrei chiamare in causa, anche per sapere un pochino, se no sembra che noi facciamo solo ovviamente avete capito che sto prendendo tempo per dare la possibilità a Selargius di respirare un attimo. Lei chi è? Giuseppe Lai. Giuseppe Lai di dov'è? Quarto. Non è che è il padre di... Sì. Del presidente? Sì. Allora, le è piaciuto lo spettacolo? Tantissimo. Come mai? Perché Stefano non rientra a casa da giorni per organizzarlo. Assolutamente non pensavo di beccare il papà del presidente che ha organizzato tutto questo. Un applauso a Giuseppe Lai. Va bene, ci siamo. Intanto vedo già Stefano Cara pronto. Vuol dire che le Launeddas accompagneranno questo ballo. Io sono molto contento di ritrovarli questa sera e li facciamo entrare con l'applauso. Li abbiamo
un po' anticipati nella presentazione delle coppie in abito tradizionale, Fedora Puzzu, una bellissima associazione di Sardegna che però arriva da Selargius. Un applauso forte, forte, forte. Tanto lavoro, tante manifestazioni. Recentemente ho avuto il piacere di presentarli anche alla cavalcata sarda di Sassari, dove come sempre hanno portato nella tradizione anche quella nota di eleganza che li contraddistingue. Un lavoro davvero intenso che va avanti da tanti anni. Prima ve l'ho accennato durante la presentazione, e stasera ovviamente anche loro spoglieranno la danza, che rappresenteranno di quegli elementi coreografici per riportare l'anima identitaria al centro della rappresentazione. Lo faranno sul suono delle Launeddas di Stefano Cara, e quindi un applauso per gli amici di Selargius.
Grazie a Stefano Cara. Matteo, ci sei? Perché adesso c'ho le luci contro, non so. Mi raggiungi? Vieni. Un applauso a Matteo, a tutta la formazione. Fedora Puzzu di Selargius. Abbiamo ascoltato, adesso dicevo, lo dovevi dire prima, adesso sono stanco, dai. Poco, esatto. Però penso che anche voi abbiate il piacere di portare i vostri saluti a chi insomma vi ha voluto e ha apprezzato con la vostra presenza. C'è anche, diciamo così, un rapporto d'amicizia che dura da anni, una stima reciproca, quindi io ringrazio Stefano, tutta la Proloco, i ragazzi della Proloco, il comune di Quartu, visto che insomma siamo a Quartu che ci ospita sempre con un grande sentimento di fratellanza, no? E anche storicamente era così tra i Selargini e i Quartesi, quindi io non posso che ringraziare soprattutto i miei ragazzi ai quali chiedo un sacrificio sempre quando noi prepariamo qualsiasi tipo di evento, perché ci teniamo tanto e soprattutto lo volevamo fare per tutti voi e per chi ha organizzato questa sera, perché se lo merita. Grazie davvero. A Stefano non è più in posizione, allora facciamo così, faccio partire una musica leggera in sottofondo e sarà quella musica ad accompagnare l'uscita che precede il gran finale di questa quarta edizione di Dide Fest. Ancora un saluto per Fedora Puzzu, Selargius. Siamo quasi arrivati alla fine di questa serata. Grazie anche per questa musica che va via, perché adesso ci sarà un'altra musica, anzi un canto, una voce e credo anche un'atmosfera ad accompagnare questo canto e questa voce. È un momento dedicato a tutte le donne. Pensiamo a una che quest'anno in qualche modo celebra una ricorrenza importante che è cara a tutti noi, perché esattamente un secolo fa Grazia Deledda ritirava il premio Nobel attribuitole proprio per l'importanza della sua arte. Questa piccola donna che scriveva, che raccontava, che inviava di nascosto i suoi scritti, perché insomma la Nuoro di metà Ottocento non era così permissiva nei confronti delle donne, che non erano ben viste quando uscivano un po' soprattutto da quel seminato raccontando di passioni, di amori, di tradimenti. Eppure lei è riuscita proprio con la forza descrittiva, col suo carattere, col suo temperamento a guadagnarsi il rispetto del mondo. E un secolo fa le veniva assegnato questo importante riconoscimento, ma è più assegnato a nessun'altra donna italiana dopo di lei. E poi di Grazia Deledda ce ne sono veramente tante, perché sono le nostre donne che nei vari ambiti hanno prodotto, si sono fatte valere. Però ci sono anche le altre donne, quelle che magari subiscono un torto, un'offesa, qualcosa di più grave. Allora in questo nostro finale noi invece vogliamo accarezzare le donne con la loro presenza, essendo state questa sera protagoniste assolute, con un canto e un omaggio a un artista che aveva scelto di abitare a pochi metri da qui e non a caso Quartu lo ha voluto ricordare intitolandogli questo parco, e il suo ultimo viaggio lo ha intrapreso proprio all'interno di questa chiesetta, perché quella messa dell'addio venne celebrata proprio qua alle mie spalle. Non posso riposare è il canto che trova la sua voce, l'arpeggio di Aldi Meola, e quindi con questo omaggio ad Andrea Parodi e alle donne di Sardegna ci prepariamo alla chiusura di questo incontro. Non potrei posare, amore
encende a tieso donzi momento noi stesi in tristura prenda e oro nei dispiacere o pensamento t'assicuro che a te solo bramo cattamo forte tamo e tamo e tamo si essere possibile d'angelo si spirito invisibile piccavo s'asforma se furavo da e che lui sul sole e sosiste dose formavo un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene un mondo bellissimo protene pro poter dispensare cada bene no posso viver no che n'amargura lontano da etene amato coro annudava resa bella natura su queste accurso su me un tesoro e provvidere consolo e recreo cor Dios amada prusa Deo e t'assicuro che a te solo bramo cantamo forte tamo e tamo e tamo e t'assicuro che a te solo bramo cantamo forte tamo tamo e tamo Evviva le donne di Sardegna. Più forte e più bello l'applauso per tutte loro che stanno in nostra compagnia. Abbiamo voluto in questo finale attraversare con una nostra telecamera i loro volti, catturare in qualche modo l'intensità degli sguardi, la fierezza con cui hanno indossato la loro appartenenza in una serata così speciale, così particolare, la quarta edizione di The Festa. Sono in tanti che hanno lavorato per portare
insomma, a termine questo progetto di questa edizione. Vogliamo ringraziarli tutti con un unico applauso intanto, tutti, perché così non rischiamo di dimenticare qualcuno. Però vorrei che Stefano mi raggiungesse, così come ci eravamo riproposti all'inizio, perché lui invece sarà un po' più puntuale di me nel ricordare le persone che insomma hanno dato in particolar modo una mano alla riuscita, all'organizzazione di questo evento. Tu e io, beati tra le donne in questo finale, ma qualcuno lo dobbiamo ringraziare, io direi. Sì, diciamo di sì. Sicuramente grazie a tutti voi per essere qui, che ogni anno, da 4 anni a questa parte, siete fedeli e ci tenete a questa rassegna folcloristica. Ringraziamo sicuramente tutti i volontari che sono qui e hanno partecipato, i service, l'ambulanza, Medici Senza Frontiere, se poi c'è una persona che vorrebbe fare un messaggio qua. Radio Sant'Elena sicuramente, l'amministrazione comunale che è sensibile, ovviamente ormai appoggia gli eventi che promuoviamo come Proloco, Giuliano, Sardegna Live e tutti voi. Grazie. E ovviamente Stefano. Spero di non aver dimenticato tutta nessuno. La Proloco, Simon Luca, tutta la squadra che con lui ha operato anche per suoni, luci e assistenza, Cristina che ci guarda in regia e ovviamente tutti quelli che ci hanno seguito anche attraverso la radio e attraverso le telecamere. Quindi c'è stata prima la signora che parlava della nipote a Bardonecchia, ecco, chissà in quanti oltre l'isola hanno avuto modo di poter guardare un po' di Sardegna con noi questa sera. Sai come finiamo? No. Con un ballo. Ma non è un ballo dove ci siamo noi che balliamo per loro, è un ballo dove ballano tutti, perché ci piacerebbe che loro lasciassero le loro sedie insieme a chi indossa un abito, tu per esempio, con un suono, vedo Bruno Camedda e vedo anche Stefano Cara pronti, loro ci accompagnano e l'appuntamento a quando è? Al 2027. Speriamo di esserci. Speriamo di esserci. Speriamo che ci siate anche voi come siete stati qui questa sera, caldi e presenti. E viva Quartus Sant'Elena, e viva di De Festa, e viva la Sardegna. Grazie di tutto. Buonanotte, ciao.